Nuovi sbarchi uguale nuovi arrivi anche in Veneto e così nel fine settimana nella nostra regione è arrivata una nuova ondata di migranti. 535 è il numero esatto di profughi che tra il fine settimana e queste ore ha raggiunto il Veneto. Profughi che vanno accolti, sistemati e rinfocillati. Tra quelli arrivati nella notte a Venezia anche una donna eritrea che per la spossatezza del viaggio ha accusato un malore. Immediato l'intervento del 118. La donna è stata subito ricoverata in ospedale ma non le sono state diagnosticate malattie infettive. Arrivano di notte dopo viaggi estenuanti spostati da un centro all'altro fino a magari ad arrivare all'ex base missilistica di Conetta dove il sindaco denuncia. 20 signore e bambine somale devono essere accompagnate di notte per lavarsi sul centro e poi vanno lasciate senza che nessuno le segua in balia di non so che cosa, cercano Milano, suonano i campanelli, si nascondono dentro i casoni delle case. A dare l'allarme un residente che ha trovato una donna con i figli nascosta all'interno del casone ed ha chiamato il primo cittadino, cercavano Milano. I cittadini vogliono informazione perché vogliono sapere e io voglio sapere perché sono responsabile e devo spiegarlo alla mia gente. Cona come Eraclea, il timore del sindaco è grande. Se da un lato al condominio Mimose si va riducendo la presenza dei profughi all'interno dell'ex base a Cona, il numero è vertiginosamente in aumento. Il primo cittadino si sente solo, nessuna solidarietà dalla politica e dai colleghi sindaci con i cittadini che lo assalgono dandogli del venduto, minaccia così le dimissioni. Mercoledì, se le persone vengono in piazza a sostenermi, io rimango e lavoro più di prima perché non mi tirerò mai indietro, ma da solo io non voglio rimanerci col cerino in mano. In visita al residence Mimose di Eraclea, il sindaco di Cona Panfilio approfitta dell'arrivo dell'onorevole di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni per far sentire alta la sua voce. Da me non viene nessuno, c'hanno 44 sindaci, si sono coperti gli occhi, c'è una frazione di 160 abitanti, stamattina ho 139 profughi. Dunque io sono stanco di sentire gente che parla di città metropolitana per gente e gente che dice basta profughi e continua a arrivarci. O qualcuno si prende a cuore la questione di questo posto qua e di Cona, altrimenti se ne prenderanno le responsabilità.